Lei conosceva i coniugi che sono deceduti oggi tragicamente? Sì, sì, li conoscevo. E come si chiamano? Nicolasi Loris. La signora non ricordo il nome. Persone tranquille che vivevano qui a Rolle. Tranquillissimi, tranquillissimi, sì. Rolle è un posto tranquillo dove vivere. Ma manco si spera. Dopo sto fatto non si sa se è tranquillo o che. Madonna, avevo appena preparato la casa, fatto qualcosa. Io l'avevo visto la settimana scorsa perché stavano mettendo a posto un tombino l'acquedotto e lui era là che guardava, mi ha fatto il segno davanti in macchina, l'ho salutato e sono andato via, ma mai sì, più di questo. Vivevano soli? Lui, la moglie e la figlia. Si parla di 2 vittime, lei le conosceva? Le conoscevo e anche molto bene, le ho viste circa 2 mesi fa, al compleanno di una nostra comune amica, e ci siamo raccontati un po' anche delle vicende trascorse, perché con mio suocero avevamo costruito la loro abitazione poi adibita a un piccolo ristorante che da noi era frequentatissimo negli anni '80.